Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Avrebbero trasferito dati sensibili aziendali su altri supporti informatici prima di dimettersi e creare una nuova società. Per questo motivo, 4 ex dipendenti di un'azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche di alta precisione sono stati denunciati dalla Polizia Postale per accesso abusivo a sistema informatico o telematico, danneggiamento di sistemi informatici o telematici e turbata libertà dell'industria e del commercio. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Trieste, Maddalena Kergia, e dal servizio della Pol Postale e delle Comunicazioni di Roma, è cominciata dopo la denuncia del rappresentante legale dell'azienda in provincia di Venezia, il quale segnalava che da giugno 2019, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, diversi dipendenti avevano rassegnato le proprie dimissioni, lasciando di fatto l'ufficio tecnico dell'azienda privo di personale e in difficoltà nel garantire la consegna delle merci ai committenti. L'impresa denunciava inoltre che tali dipendenti avevano costituito un'altra società, questa volta in provincia di Udine, e operante nel medesimo settore, ingenerando il sospetto di sottrazione di clientela, anche a seguito del ricevimento di numerose disdette di ordini a favore della società concorrente. L'attività di indagine ha coinvolto le unità specializzate della Polizia Postale di Trieste, Venezia, Pordenone e Udine e si è sviluppata attraverso analisi dei dati informatici contenuti in server e PC utilizzati dal personale all'interno dell'azienda, riscontrando una esfiltrazione e trasferimento massivo di dati sensibili aziendali attraverso il riversamento su altri supporti informatici esterni. A seguito di perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, nella sede della nuova azienda, sono stati rinvenuti dispositivi informatici con dati sensibili verosimilmente copiati o sottratti alla ditta denunciante. Il materiale informatico è stato quindi sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti. Grave incidente questa mattina poco dopo le 6 lungo il cavalcavia della tangenziale ovest in comune di Tavagnacco. Un uomo alla guida della propria auto è caduto sul ciglio della strada riportando gravi lesioni. Per lui si è temuto il peggio. Celermente sono giunte le ambulanze del vicino nosocomio di Udine dopo l'allerta da parte di altri automobilisti in transito attraverso il numero d'emergenza 112. Grazie al pronto intervento, come detto, si è permesso di salvare la vita dell'uomo, che comunque versa in condizioni serie, ricoverato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine insieme ai carabinieri della stazione di Udine Est e i colleghi del radiomobile per i rilievi di Legge. La vettura dell'uomo è rimasta posteggiata comunque sul ciglio della strada e ha causato anche un incidente stradale con un altro veicolo in transito, in questo caso per fortuna illeso. Indagini ulteriori in corso. Continuano i controlli in Borgo Stazione a Udine. Nella giornata di ieri gli agenti della questura hanno arrestato un pakistano per rapina. L'episodio si è verificato intorno alle 17. Sul posto, immediatamente gli agenti con 2 volanti che notavano un ragazzo che inseguiva uno straniero che gli aveva appena sottratto con forza uno zaino e un gilet, mentre un poliziotto soccorreva la vittima, gli altri bloccavano il fuggitivo. Dagli accertamenti è emerso che lo straniero, un trentenne pakistano senza fissa dimora, poco prima aveva percosso il giovane italiano con una verga trovata a terra, gli aveva sferrato pesante un pugno al volto impedendogli
rompendogli gli occhiali, e gli aveva strappato di dosso lo zaino e il giubbotto smanicato con all'interno i soldi e i documenti. Grazie al pronto intervento il ragazzo è riuscito a recuperare quanto sottratto, mentre lo straniero è stato fermato per rapina. Portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato denunciato per danneggiamento di auto in sosta lungo la stessa via, colpita e graffiata con il bastone. I carabinieri della compagnia di Udine, insieme ai colleghi dell'Arma di Tolmezzo, hanno denunciato per rapina impropria in concorso 2 giovani pregiudicati di 18 e 22 anni, entrambi domiciliati a Udine. Il tutto è nato dopo la denuncia presentata alla stazione carabinieri del capoluogo Carnico da un 15enne studente della zona. Il ragazzo era stato avvicinato il mese scorso in Borgo Stazione a Udine da uno sconosciuto che, dopo avergli sottratto il cellulare, uno smartphone del valore di 300 euro, era fuggito. Dopo un breve inseguimento a piedi, il quindicenne aveva raggiunto il malvivente, ma era stato colpito al volto con pugni e calci dal complice. I due poi si erano dileguati facendo perdere le tracce. Grazie agli accertamenti, i militari hanno consentito di individuare i 2 responsabili, anche grazie all'esame delle immagini del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso presenti nella zona dell'aggressione. Sono seguite delle perquisizioni domiciliari delegate dall'autorità giudiziaria, eseguite sempre dagli uomini dell'Arma, a carico dei 2. Sono stati trovati i capi di abbigliamento utilizzati dai malviventi durante la rapina. Continua nel frattempo la massima sorveglianza da parte delle forze dell'ordine nella zona di Borgo Stazione per prevenire e reprimere fenomeni di microcriminalità e di spaccio di stupefacenti, in particolare a danno di minorenni. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.